5.000 mi piace e facciamo questo episodio a Roma, fuori l'Olimpico. Sì, con Joker. Con Joker e Sequolf. Esatto. Sì, ci sta. Esotico. Venite allo stadio Diego Armando Maradona a vedere una partita del Napoli e non sapete dove andare a mangiare? Beh, ci siamo noi. Oggi con Mirko e Antò vi diciamo i migliori posti in zona stadio dove venire a mangiare. Attenzione, Ozzo. Signori, il primo posto che andiamo a provare è Caffetteria degli Azzurri, il lounge bar, che è un posto iconico. La storia, sta Sì, proprio a praticamente 5 passi. esatto, lo troviamo di fronte al settore distinti superiori e inferiori, quindi di fronte ai distinti, ed è un posto dove possiamo trovare, vabbè, come dice il nome, sicuramente roba di caffetteria, quindi tra caffè, Per colazioni, ma anche, signori, aperitivo e soprattutto la pappatoria del pranzo. Andiamo a vedere. L'ingresso è incredibile. Allora, ragazzi, già a partire dall'ingresso possiamo Questo notare è solo veramente un piccolo assaggio di quello che vedrete. Ci sono maglie, tra l'altro storiche, Anducar, Zielinski, Abel Ruiz, Koulibaly. Questo è l'ingresso, signori. E poi entriamo nella storia. Guardate qui, maglie storiche, Buffon, Mihajlovic, Batistuta, Balotelli, Neymar, ovviamente Lobotka, Paolo Cannavaro, Mamma mia, io assurdo. Baggio, Mbappé, Tevez. Tevez, Roberto Baggio là. Henry, non so quale è più clamoroso. Totti, cioè Maldini c'ha tutto. Non so qual è la parte più clamorosa. Qua invece la parte invece completamente dedicata al Napoli. Demmi, Higuain, Petagna. La Vabbè, che maglia più importante di tutto, lo sai qual è? Quella di Rod, guardala. Oppure quella di Petagna che sta riprendendo in questo momento noi che stiamo facendo il video. Ci dirigiamo un attimo. Zona colazione barra post diciamo dolce. Esatto, tutti i vari dolci, le crostatine, un babà, le torte. Che sono parte nostra, perché noi siamo team salato. Esatto. Voi cosa siete? Team dolce o team salato? Io sono team salato come Antonio. Vabbè, abbiamo le varie pizzette. Buongiorno. Salve. In occasione delle partite del Napoli, qual è la cosa che più di tutte le altre vi chiedono da mangiare? Prima delle partite. Ok. È nuova la ragazza. La persona giusta a cui fare questa domanda. Dipende da quello che vogliono mangiare, giustamente. Dipende dalla fame. Ci sta tanta roba, le frittatine, arancini. Secondo me, allora, come ha detto Mirko, una frittata si deve prendere. Ma sicura, questa anche se sei nuova è 100%. Devo fare prima lo scontrino. Paga, giù paga. Ecco ragazzi, lo scontrino. Strisciata 8,50. azzurra. Sì. Non ci vedo la Vespa di Osimhen, guardate. Allora ragazzi, vi faccio vedere un po' i prezzi, perché voi dovete vedere anche questo. 8,50 € per una parigina, salsicce e frarilli, una frittata di pasta e una pizza rotonda con acqua. Fateci sapere se il prezzo è onesto oppure no. Cioè, ma la mozzarella come sarà qua? Non so se è stagionata. Sì ragazzi, dobbiamo toglierla. Piccoli tocchettini di mozzarella devo toglierla. Perché? Indovinate nei commenti che la dobbiamo togliere. Perché giù? Allora non l'ho mai detto. Io sono intollerante al lattosio. Ma che sta dicendo? L'ho scoperto da poco. Allora ragazzi, un morsolo dopo, ma per il video, per voi. Quindi lasciate un like. Allora facciamo così. 5.000 mi piace e facciamo questo episodio a Roma. Fuori l'Olimpico. Sì, con Joker. Con Joker e Sequolf. Esatto. Sì, ci sta. Esotico. Allora, le prime cose che assaggiamo. Antonio la tonda. Pizza tonda. Molto... come si dice? Molto... Molto morbida. Sì, molto morbida. Molto o troppo morbida? Vediamo. Buon appetito. Lo sfondo è quello che è, ragazzi, guardate qua. Io l'ho detto proprio fuori lo stadio, cioè dovete venire qua e a piedi dovete venire a mangiare una volta posata la macchina. Allora, è buona? A me piace? Si sente parecchio la provola. Assai si sente la provola. La sentirai ora e anche dopo, mi sa, no? Soprattutto dopo la sentirò. E infatti sì, mi fermo, però è buona, molto buona. Assaggia questo senza... Facciamo change. Sì, do un morso qua dove non c'è niente. Vediamo. La stessa morbidezza. Io preferisco questa, Andò. Devo dire la verità, questo dentro mi ha sorpreso, eh. Pensavo Pensavo fosse più seccatino. E invece no. È buono. Buono. Attacca la Questa è classica. Cioè... È la classica, però è buona. Vedete, a Napoli vado a mangiare la tonda rossa. Questa vabbè, la lasciamo a Mirko. Diamo un morso sulla frittatina. Ma dalle frittatine pure ci stanno le cose, non credo. Oh, guardate la sezione, quanto è alta questa cosa. Poi com'è è cotta sotto. Incredibile. È tipo un pallone schiacciato, già. Qua anche abbiamo dato a livello di provola. Secondo me pure ci sta qualcosa dentro. Però la sento più secca, Andò. Pure quando la strappi, no? Al morso la senti un po' più duretta, non lo so. Cioè preferisco le altre se dovessi prendere qualcosa qua. Vabbè, la classica frittata di pasta non troppo condita in mezzo. Esatto. È semplice. Veramente penso al massimo ci sia un po' di formaggio, pepe, così. Proprio stagionato 36 mesi. Ma io saggio anche, non tutti sanno che la frittata di maccheroni è il mio piatto preferito. Quindi sarò super critico,
Confermi quello che ho detto, la consistenza è bella... La devi masticare. Esatto. Allora, è buona. È una classica frittata che ti puoi portare allo stadio tranquillamente. Ovviamente fatta in casa, a casa tua è un'altra cosa. Però è accettabile, è buona. Secondo me le pizzette sono a livello superiore, già si vede dall'occhio. Però un 6 lo do, sufficienza. E la frittata di maccheroni che ti ha urtato un po' più spalto. Fatta. Questa è la migliore, dite voi. Non l'avrei detto da fuori, ma al sapore sì. Questa secondo me è tanta roba. Allora fatta. C'è la miglior cosa. Poi io vado a pazzo per la parigina, così è fatta perfetta. Buona, molto buona. 8 questa, voglio 8 perché merita. Si scioglie proprio in bocca questa cosa. Buonissima. Complimenti al bar degli azzurri. Vabbè, questa non ti è piaciuta, diciamo. Pizzetta classica tonda, io questa non tramonta mai questa pizzetta tonda a Napoli la troverai in tutti i bar e qui fuori allo stadio ha quel sapore in più, per me. Non ci credo. Signori, cambiamo lato, siamo fuori la curva B e in teoria dobbiamo cambiare anche il locale. Gazebo è uno dei posti anche più iconici fuori allo stadio, se non il più iconico, però purtroppo chiuso per lavori. Però l'attività continua al bar Vesuvio, che Ok. praticamente è a 2 passi dallo stesso gazebo, quindi andiamo a provare lì. Ragazzi, cambiamo lato dello stadio, ma non cambia la storia e la tradizione, perché il gazebo... È importante. Buongiorno. Ma non facete niente proprio. Una pasta scelta. Esatto, pasta a scelta. Andò. Allora, io non me la posso mangiare, ma io ti farei assaggiare questa a te. Per forza. Sì, Secondo me sì. È proprio bella visivamente. Saranno anche i contorni. Come vogliamo regolare? Scendo qua. Questo che cos'è? Un gâteau? Che cos'è? Una lasagna? Una parmigiana? Andò. Pezzettino. Pezzettini di parmigiana di Venanzano. Posso dire una cosa? Questa è una frittatina in giavigliano. È frittatina. Anche se pure qua ci stanno i panini napoletani. Comunque c'è parecchia roba. E Prendere qua... l'hot dog di Patrizio. Al momento va bene così. Così non ci cagano sotto, giù secondo locale. Ovviamente anche qui ragazzi c'è molta vastità anche di dolci. Come volete vedere. Cornetti, sfoglie. Paroppia mussadia o a coccata a parte? Secondo me è un'altra parte. Un'altra parte dello stadio. Bene, allora Anto, la faccia di questa parmigiana, ti devo dire la verità, chiama, è parecchio pure. Tu ovviamente. Rispondo in so. Rispondi. Ragazzi, per voi, per voi, quindi lasciate un bel mi piace, perché per voi mi sto per cagare su. Mangiate pure una bella fetta, Anto. È uno spettacolo. Squaglia, già si è squagliato, visto in bocca. È finita già, non ho più niente. Allora, secondo me con il pane c'è una masulì. Con il pane non si passa avanti, signori. No, un assaggio veloce, dai. Molto, molto, molto buona. Bella. Cin. Wow. Wow, come è buono. Hai visto quando è buono? Mamma mia. Buonissima, veramente. Al momento questa è la cosa più buona che voglio fino a mo'. È vero, Clamorosa. ma io non avevo dubbi perché già la parmigiana di base è buona. Ho preso pure un po' la crosticina. Mamma mia, voglio. Sta accorto già perché si sente il Assai, latticino. assai, si sente assai. L'ho sentito di pane, subito. ci vorrei. Adesso ce lo porta. Arriva. Grazie. Grazie. Signori, Completi. siamo completi, è arrivato anche il pane. Quindi andiamo con il... Giova, ti tocca, l'hai detto, Tagliatore c'è eh. il pezzo, guarda. Mamma mia. Io spacco la frittatina, ma io. Andiamo tutte e tre insieme. Sì, questa è la tripletta micidiale. Pizza, frittatina e parmigiana. No ragazzi, con il pane me la dai. È pure fresco. Il pane mi piace a me la crosticina. No, vai giù. Ciao. Voi? È buona. La pizzetta è buona, però secondo me patatine, crocchette, annuzza un po', come si dice a Napoli. Che significa annuzza? Voi capite? Vediamo la faccia di Mirko con il pane. No, vai con il pane si passa andando. A questo punto allora. Bellissimo un col pochino, pane. vai. Mamma mia, che fai? Tanto... Troppo. Vabbè, però è importante. Ci sto pochi del sugo che sgorgava dalla bocca vicino qua. No, la discoteca è in bocca. Buona, buona, buona. Come secondo posto approvato al 100%. Questo primo posto, ma proprio con 20 punti di vantaggio sulle altre No, cose. meno male che l'abbiamo presa. Da provare, Abbiamo ragazzi. visto che cos'era, voglio. Da provare assolutamente. Venite allo stadio a vedere la partita prima di entrare alla mangiare sta parmigiana. Non si passa avanti. Poi mi fate sapere com'è la frittatina. 6 e mezzo. Ah, una buona frittatina. Tanto hai mangiato la frittatina, È una, sì, è buona, però per me non c'è partita proprio. La pizza invece è più uno sfizio. La
pizza sì, è un po' capì se c'è una fame esagerata, te la mangi con gusto, però se posso scegliere scelgo sempre le due cose. Se Questo devi e poi- mangiare, devi mangiare questo. Va bene signori, ci vediamo al terzo posto. Ah, ok, next. Ragazzi, ovviamente però vi devo far vedere anche quanto abbiamo pagato, perché Hai sennò pagato, Giova. Diciamo le cose come stanno? 14 euro per frittatina parigina, cioè quella pizza, acqua piccola, un'altra bibita, la Fanta, un contorno e la parmigiana. Ci sta io. La sta. parmigiana alza il prezzo, però ha alzato pure il livello, quindi va bene. Terzo posto, let's go. Ci siamo teletrasportati, abbiamo cambiato ancora una volta zona dello stadio, siamo più o meno fuori la curva A. Curva sì, lato anche verso il settore ospite, cioè dove si indirizza il settore ospite. Alle spalle del McDonald's, Per proprio per capirci. fare capire il posto, siamo da Omursil e in pratica qui vabbè pizza, panini, comunque tanta gastronomia. Esatto, sì, siamo anche entrati già dentro, abbiamo visto molti studenti perché qui essendo vicino all'università C'è la facoltà di ingegneria, gli studenti vengono a pappare tra magari uno studio e hanno l'altro. sì, il passo convenzionato con l'università. Ci può stare. Pure Quindi noi abbiamo oggi il passo convenzionato con Superalla, incredibile. Signori, e quindi niente, andiamo a vedere un po' dentro di cosa si tratta perché è la prima volta che vengo qui, però mi è stato consigliato da nessuno, ho visto su internet migliori posti. Possiamo chiedere, può fare una pizza da sport? Una margherita? Vai, una margherita, sì, una margherita e un'acqua. Deve mangiare solo lui, deve mangiare. Allora, quando l'acqua è poco, la va per lungo lì. Ah, ok. E invece, Un po' di gelo, Giova, è importante. sì, signori, la margherita è 5 euro, quindi è buono, cioè come prezzo. Ciaurà, se no comunque. Stiamo valutando il prezzo, perché di solito in giro non è che si trovano... Non si trova mai 5 È euro. un sì. prezzo ancora di È un di una prezzo volta. buono. Modesto. Però la pizza è buona, poi mi fai sapere com'è. Va bene. Se non è buona c'è il rimborso. Va bene, perfetto. Cioè, non è buona la pizza. Beh, è ovvio. C'è il refill, signori, per là. Grazie. Ah, Grazie grazie, mille. grazie. Stiamo bere quanto cazzo vogliamo. Siamo al Io McDonald's. ho cottani caracco. Vabbè, comunque a parte gli scherzi, 5 euro è un prezzo, Prezzo, onesto. sì, Sì. è un prezzo che non si trova spesso in giro, però deve pure abbattere i costi perché non c'ho a che fare con noi, con gli studenti, siamo persone Sei uno normali. studente, Ando? Sì. Vediamo come ragazzi che hanno detto che c'è il Ragazzi, rimborso. come la del pizza qua, onestamente? Lui, con lui. La patata la mangerà lui. Non è il massimo. Da 1 a 10. 6 meno. Ok. Noi ci stiamo. cazzo. Devo comunque Sono abbordare. severi come i professori, capito? Mamma mia, ma dove venite? Giudicheremo noi col nostro criterio. E col nostro palato, a tra poco. La tua intolleranza. Soprattutto, mamma mia, non sto facendo una cosa che non posso mangiare. Cioè, quindi valutate ragazzi anche questo, per voi. Mi sono dorso la panza. È arrivata la nostra pizza da sporto. Ma sono curiosissimo Di vedere questa la pizza. dimensione. C'è hype. Oh, vabbè, dai. Addio, amico, wow, abbiamo sentito i ragazzi, no, alla faccia ragazzi ci sta, è pure grande, l'avevamo immaginata diversa per il costo magari, proviamola subito, ma posso anche mangiare. Proviamola. Scotta anche, Antonio potrà confermare perché sta cuocendo il dito. Mamma mia, guardate qua. Funzionerà il palato. Infatti, no, oggi non ce la faccio da pigliare. A few moments later. E vai. Lei poi è buona, è buona proprio. Per me è una buona pizza. Non è da 6 meno, come l'ho detto. Non è Troppo da 6 meno. critici, ragazzi. Sì, secondo me troppo critici. Cioè, guarda, che sto dando morsi, non li potrei. È buono. Vuol dire che ne vale la pena, altrimenti. Allora, secondo me è un buon sugo, la mozzarella sopra ci sta tantissimo e ho dato pure il nostro sugo a Pavasi Nicola, che dà proprio, sai, quella spinta in più. Ma tanto tu sei l'assaggiatore di pizza Vado. più longevo di YouTube Italia. Più anziano, ma andiamo, arrevogliamola un po'. È da 7 secondo me. Da 6 e mezzo a 7, no, una buona pizza. 6 meno, oh. No, a sufficienza se la merita. Per Assolutamente. il costo e per come se la merita, dai. Vuoi dire che è meno di sufficiente, dai. Sgurga. Non devo perdere niente, però io non devo perdere. Bello Murs. Ah, buona pizza. Ci resta un serio, Gio. Vai. Devo riassaggiare, ragazzi. Recuperala. No, è buona, dai, ci sta proprio. Oh, guarda, 5 euro. 5 Oh, euro. bravi. Buonissima, ci sta. Vedi? Anche extra telecamere. Ma dai il morso. Si fa mangiare, si fa mangiare. Ah, e poi come se non bastasse, io ho pagato 5 euro, ma l'acqua è illimitata. È vero. Io posso bere quanto voglio. Vai a bere, Giova, mo. È importante, sì. Antonio. Ah, signori, vedete? Allora il refill è tutto vero, è tutto reale. È confermato, è Acqua confermato. gratis,
frizzante o naturale? Naturale, grazie. Assurdo. Bene. Voto all'acqua, Giovanni. Allora, l'acqua ci sta andando l'acqua. Tra il 6 e il 7. Buonissimo. Signori, ci vediamo a brevissimo nel quarto posto. Signori, avete voglia di abbuffarvi? Non siete ancora abbuffati da quello che vi siete mangiati prima? Siete sazi, siete Ok. dei porci. E quindi best panino dalla mano di Dios. Cioè che già come dice il nome, no? Un buono non venire qua. Cioè, Non poteva non trovarsi all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona. giriamoci un attimo, così facciamo vedere effettivamente dove siamo. Guardate qua. Ok. Mi giro. Guardate qua dove sto. Posso dire una cosa, un commento off topic. Anto. È bello, però questo stadio da fuori meriterebbe, cioè vai, guarda, sanno fare i rappezzi, sanno fare. Vabbè, questa è una cosa, però, viene proprio dal cuore di dirlo, che ce lo meritiamo uno E stadio. un'altra cosa off topic. Invece- Domani è la risa dei conti. Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare, Anto. Allora ragazzi, come state vedendo qui c'è il menù stesso fuori. Vabbè, birra alla spina. No, birra alla spina, vini, alcolici. Vabbè, Vabbè, questo i prepartita di quelli importanti. frizzanti, diciamo. Poi tagliere carminone, bocconcini bufala, olive verdi, salumi vari, formaggi vari, bruschette, prosciutto iberico, zingara componibile. Hanno i sandwich, cotto, formaggio, insalata, crudo, provola, I insalata, panini sono quelli là più, addirittura Mister Conte già l'hanno messo. mortadella, provola, crema, pistacchio e tarallo. Poi c'è il Joelier, hamburger di chianina, provola e melenzane sott'olio. Portanto, Totò, hamburger di chianina, provola e melenzane a funghetto. Questo pure è melenzane a funghetto a me piace. Non so, vogliamo Ma uno deciderne. che puoi mangiare pure tu. Senza provola. Allora, a me piacerebbe il Totò perché Totò mi piacciono senza le provola. però possiamo metterci qualche altra cosa. Hamburger di chianina, melenzane a funghetto, patatine. Patatine, sì, vai, fai questa un Totò con una variazione. Totò e Peppino, vai. Dici una battuta di Totò, Anto? Sicuro ne conosci almeno uno. Signore si nasce e io lo nacqui modestamente. Bello. Ci sta un film di Totò bellissimo, non mi ricordo il nome, quello che fecero pure a teatro. Mission Impossible. No, Miseria e nobiltà. sì. Secondo me non si passa avanti, sta una cosa che non puoi passare. La storia, ragazzi. Ok, ordiniamo e vi facciamo sapere. Signori, ci siamo. Ecco il panino, 12 euro. 12 Con una euro. variazione ingredienti che poi vedremo dopo. Esatto. Nessuna salsa, Giovanni. La mettiamo? Sì. Giovanni, sì, perché sennò non salsa. Guarda quanto è bella comunque la pomigliana a fungetieri. Importante, tanto la melenzana a funghetto. Quelle che fanno i giocatori nelle mutande dopo aver giocato, Esatto. allo stadio. Non ci credo, il mosso dell'anno. Buono, buonissimo. Allora, il bun del pane, come vedete, è molto morbido. A me piace questo tipo di pane. L'hamburger è cotto al punto giusto e mulignana a fungetiere mi fanno impazzire. Fanno arrizzare. Sì, molto molto scioglievole in bocca. Adesso è il turno di Antò. Mosso. Antò, io te lo consiglio, Antò. Vediamo un po'. Dici, nonostante non c'è la provola, perché il latticino ci sta, beh, il latticino. Fortunatamente la maionese salva. Sì. Però devo dire la verità, questa melenzana. È buono proprio questo Buono, pane. già. Ci sta. È Anche proprio la mano questo. di Dios. Sì. La mano di Totò. La mo devo assaggiare solo Mirko. Mirko attacca sulle fasce, coppola napolitana, cosa. Olivera, Pinazzola. Sì, sì. Buonissimo e caldissimo come la lava del Vesuvio. Lo mangio io, ha detto Mirko. Allora, noi già ci siamo stati qua, mi dicono questo tu no, è uguale a come l'altra volta, la carne è buonissima, la voglio merenzana a funghetto insieme alla maionese, è come un pane vicino alla mangiare mogliana. È vero, secondo me è proprio quello l'accostamento che mi piace di più in assoluto. È proprio buono. Mirko, Oh. E cosa ne va allo stadio? Ciao ragazzi! questa è la scena che vorrei vedere. Vedi, mangiate il panino e poi... E Mirko, poi non sapere più. Ecco qua. C'è un Giovanni, altro morso di te lo piatto. meriti. Selfie. Mamma mia. Wow, che video, che abbiamo fatto, mamma mia. Buonissimo. Stasera doppio allenamento, aiuto. No, tanto, bastante. Buono, buono, buono. Quanto ammonta il danno, Giovanni? Allora, l'ultimo a 15 euro, quindi 3 euro della Coca-Cola. Questo per farvi vedere, con cui ci sono anche gli scontrini. No video sponsor. Ecco. Attenzione, testimonianza. Esatto, vabbè, dai, a parte Fiscale. questo, spero che questo video vi sia piaciuto e spero che possa essere una sorta di guida per tutte le persone che vengono appunto allo stadio a vedere il Napoli, non sanno dove andare a mangiare. Vi abbiamo consigliato 4 posti che secondo me, per varietà anche di cibo, Vicinanza. soprattutto, ragazzi, è proprio di fronte lo stadio. Cioè, Joa Advisor. e a proposito, visto che questo format partito da Napoli, vorrei farlo anche proseguire in altre zone d'Italia. Quindi vi ripeto, se lasciate 5.000 mi piace, vado con influencer della Roma, fuori lo stadio olimpico, proviamo i migliori cibi fuori lo stadio olimpico. Ci può stare, Joa. Quindi lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, seguiteci sempre noi del Napoli Creators e noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao!